La dignità di chi ha scelto di vivere e lavorare in montagna non può essere calpestata, lo affermano a gran voce i lavoratori pendolari che fanno la spola fra il Cadore e Cortina e che dopo la frana a San Vito sono costretti a viaggi della speranza fra i tornanti del passo Tre Croci. Il sollievo parziale per tutti è durato pochi giorni e dopo l'ennesima colata dal Marcore è ricominciato l'incubo, cui per farvi fronte aveva cercato una soluzione il Comune di Cortina, annunciando la disponibilità di navetta NCC per il transito sulla 426. Il risultato, oltre al danno, la beffa dopo aver scoperto che il biglietto richiesto a persona costa 30 euro al giorno. Io capisco benissimo che ognuno fa il suo business ed è giusto che sia così, però dobbiamo anche renderci conto che noi stiamo dando un servizio della gente che viene a lavorare, non è il turista che si può permettere di pagare un biglietto a fronte di un servizio che poi può avere, faccio per dire, nel rifugio. Qui stiamo parlando di gente che ha necessità di avere questo servizio per venire a lavorare. La gente è arrabbiata, tanto più che il transfer non porta in centro, né a Cortina né a San Vito, ma in luoghi comunque isolati che richiedono spostamenti di chilometri a piedi o con i mezzi pubblici, che al momento non ci sono. Il sindaco Lorenzi chiede a chiunque sia in grado di rendersi disponibile per questo servizio di ragionare in maniera diversa. Se, faccio per dire, costa 10 euro, 15 euro la tratta, è logico che quella tratta lì deve avere un margine di guadagno perché assolutamente non è in discussione, però magari possono essere i 20 euro suddivisi per le 8 persone che sono all'interno del mezzo. Allora con 2-3 euro penso che anche 5 qualcuno si possa permettere il servizio, altrimenti vuol dire aver vanificato tutti gli sforzi dell'amministrazione insieme al sindaco di San Vito per mettere a terra un servizio che poi non riesce a riscuotere il risultato per la quale noi ci stiamo andando da fare. Alcune aziende hanno deciso di accollarsi i costi del transfer, sollevando così dall'ulteriore disagio i propri dipendenti. Altri lavoratori meno fortunati sono costretti a spostarsi percorrendo il Tre Croci. Gli autisti NCC che si sono prestati al servizio sono esclusivamente quelli autorizzati. Il chiarimento è arrivato nelle scorse ore dal Consorzio di Promozione Cadore Dolomiti di San Vito, che aveva ricevuto segnalazioni in merito ad autisti che in questi giorni hanno usato il business. Ci si sono tuffati a capofitto.